Ottava e conclusiva corsa. All'alba della mezzanotte, 10 secondi, 1 Atomo del Vento, Battista Congiu, 2 Aspirinetta Oil, Marco Stefani, 3 Avocado Jet, Nando Pisacane, 4 Azzurra Mark, Daniele Cuglini, 5 Artiglio dei Venti, Antonio Greppi, 6 Alex Trio VP dell'Annunziata, in seconda fila 7 Argentina Lux, Gianvito D'Ambruoso, 8 Adelaide Di No, Crescenzo Maione, 9 Aurora Clemar, Gennaro Casolari, 10 Arizona Deimar, Marcello Di Nicola, 11 Axel Nim, Nicola Bortolotti, 12 Atos Laxmi, Cesare Ferranti. Stacco della macchina con Avocado Jet e Artiglio dei Venti, avanti a Azzurra Mark. Lungo i birilli, Atomo del Vento, poi Aspirinetta Oil, in bocca della prima curva con Avocado Jet che rientra Artiglio dei Venti, guarda, finisce il galoppo, sbaglia anche Azzurra Mark. Può numero 5 Artiglio moderare dei Venti, subito l'andatura, Avocado Jet finisce a tabellone dalla parte sbagliata, Artiglio dei Venti lo segue, Azzurra Mark, entrambi squalificati, in vantaggio Avocado Jet ora nei confronti di Atomo dei Venti. 400 in totale decelerazione, in 36 risale gradualmente al largo Adelaide Di No che va a far capolino all'altezza del salchi del leader Avocado Jet quando si è ormai al completamento dei 600 metri di gara passati nell'ordine del 47 davanti alle tribune. Avocado Jet leader tiene in fuori Adelaide Di No. Le sue mosse seguite da Argentina Lux lungo i birilli, Atomo del Vento a sua volta pedinato da Aspirinetta Oil, cercano di farsi vedere Arizona Deimar in terza ruota Atos Laxmi. Il giro di corsa in 1:2 è abbondante, si va di fronte a 600 metri dalla conclusione con la mossa di Atos Laxmi dalla terza pariglia di fuori, il chilometro iniziale 1:17,9, il parziale di Atos che cerca di trarre vantaggio al fatto che Avocado Jet è andato decisamente piano in questa frazione di corsa, replica Avocado la presenza esterna ora di Atos Laxmi quando si va all'imbocco della piegata finale. Avocado torna ad avere una di margine nei confronti di Atomo del Vento alla corda, al largo Atos Laxmi, l'errore di Alex Trio che cercava di farsi vedere all'ingresso alla dritta arrivo, Avocado Jet in vantaggio con 1,25 di margine nei confronti di Atos Laxmi, a 150 a conclusione, Avocado Jet che accelera, Atomo del Vento dalla sua scia, l'errore di Atos Laxmi, sbaglia anche Atomo del Vento, vince netto Avocado Jet che peraltro l'aveva già messa in frigorifero, al secondo Aspirinetta Oil, al terzo Argentina Lux, gli altri disseminati per la pista, un po' qui e un po' là. 2,2,5 il totale, 1,16,4 la media, easy per Avocado Jet, record in carriera per il figlio di Marajah che centra anche la prima vittoria della sua breve carriera, è solo la terza prova. Il training di il training di Paolo Romanelli, le mani di Nando Pisacane, i colori ovviamente dell'allevamento Toniati, il numero 3 di Avocado Jet sul tabellone al primo posto, per il secondo sul galoppo quasi contemporaneo di Atomo del Vento e Atos Laxmi, emerge il 2 di Aspirinetta Oil avanti al 7 di Argentina Lux. Questo è quanto per la prima giornata, per la prima serata di corse al Savio Cesena, con un saluto e un ringraziamento per i canali Unire TV, Massimo De Marco.